Siamo in compagnia di Fabio Secchi, allenatore dell'Ossese, sconfitta qui a Usini per 2-1, ma dobbiamo dire innanzitutto che la squadra fino all'ultimo ha cercato la qualificazione e anche con 2 giocatori in meno ha messo paura all'usinese. Questo la dice lunga sullo spirito con cui avete iniziato l'esperienza di promozione. Sì, dopo il primo tempo che insomma non siamo riusciti a fare quello che avevamo previsto, cioè cercare di tenere un pochino più il possesso palla, in effetti al secondo tempo siamo venuti fuori, come è avvenuto del resto domenica scorsa nella gara di andata, dove ugualmente siamo venuti fuori al secondo tempo cercando di imporre anche un po' il nostro gioco. Non è andata bene, ci abbiamo creduto perché una volta trovato il pareggio anche in inferiorità numerica ci stavamo credendo, poi nell'occasione del gol del vantaggio loro avevamo un altro uomo fuori dal campo per infortunio, insomma io a casa mia avrei buttato fuori la palla, beh, ognuno sa di sé, hanno fatto l'azione, hanno fatto il gol, per carità, complimenti a loro, il passaggio del turno noi adesso pensiamo a domenica per il campionato. Avete sicuramente diverse recriminazioni anche insomma, su alcune decisioni, no? Perché rimanere con 2 giocatori in meno, tra l'altro 2 espulsioni per protesta. Sì, allora l'espulsione di Olmetto pare, il ragazzo ha preso una brutta botta, chiedeva spiegazioni, non lo so se l'ha fatta a muso duro o in maniera scorretta, però dopo 20 minuti insomma in una gara di coppa di ritorno mandare fuori un giocatore che chiedeva spiegazioni mi sembra un attimino esagerato, però lo accettiamo. L'espulsione di Cocco è incomprensibile perché ancora la motivazione non è andato, l'espulsione di Pirella anche quella un attimino affrettata, però ci sta, forse dobbiamo abituarci ancora alla terna arbitrale, accettare le scelte, anche se un po' di rispetto ci vorrebbe anche per parte loro nei confronti dei giocatori, dei tecnici, perché non è che la volontà è quella di distruggere o di creare problemi a loro, però anche noi insomma ci devono capire, c'è l'agonismo, c'è un po' di tensione, quindi qualche parolina la scappa, ma tutto nell'ordine del rispetto, poi se loro hanno deciso così accettiamo le loro scelte. Ecco, invece per quanto riguarda il campionato, qual è l'obiettivo dell'Ossese? Insomma, da matricola dopo oltre 40 anni torna in promozione, insomma non è facile, no? Sì, ma la verità si è cercato di costruire comunque una buona squadra, a prescindere da essere più o meno matricola, perché insomma hai portato a Ussi dei giocatori importanti come Cocco, che per anni è stato il miglior difensore centrale, sì, possiamo dire, sì, del Nord Sardegna. Credo che lo sia ancora, me lo auguro. Certo. Quindi sai, i nomi attirano sempre entusiasmo, sollevano le asticelle. Io per parte mia dico che il campionato è tutto da scoprire. Già oggi abbiamo visto in Coppa Italia, oggi è domenica, che il valore dell'usinese è già di buon livello. Poi vedremo le fasce che si verranno a creare, saranno delle prime fasce, seconde fasce. Noi siamo lì. Io mi auguro di essere sinceramente in prima fascia, perché qualche buon giocatore lo abbiamo, però poi è tutto da vedere. Quindi siamo ancora all'oscuro del valore delle squadre di Oristano, delle squadre del Morese, insomma. Adesso domenica non andiamo a Ozieri, penso che sia già un banco di prova perché lo Ozieri l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quindi da martedì vedremo i feriti e gli abili arruolati, perché oggi è stata dura, abbiamo preso tante botte, cercheremo di recuperarle, andremo a Ozieri con curiosità, poi piano piano si vedrà.